adesso. Benvenuti a questo secondo appuntamento sul ballo a Revoltus de Subassao su del Risero e Soi. Ieri abbiamo parlato a grandi linee, faccio un po' un excursus delle varie esperienze e dei vari progetti delle associazioni, partendo dall'Associazione Culturale Santa Vittoria, di cui sono il presidente, l'Associazione Culturale Fedore Puzzu di Selargius e Sant'Andrea di Gonnesa. Oggi il tema sono i balli, il ballo sardo. Il ballo sardo identifica la totalità delle tipiche danze che si ballano in Sardegna, ma ogni zona della Sardegna ha delle danze e passi tipici del posto. In Sardegna il ballo rappresenta da sempre una componente essenziale della vita sociale che si tramanda di generazione in generazione. Tutt'oggi i balli richiamano in piazza persone di ogni età e ciò permette di mantenere viva la tradizione. Spesso le generazioni successive di quelle emigrate non hanno avuto la possibilità di imparare tali balli, o capita che tanti amici non sardi sono affascinati da questa tradizione coinvolgente, o semplicemente i nostri bambini non conoscono il passato che viene tramandato. In questa prima fase del 2019 noi come associazione culturale vorremmo portare avanti un progetto di ballo. Il corso si pone come obiettivo l'insegnamento dei balli che erano più diffusi nel nostro circondario e nel Campidano. Con la dismissione degli abiti poi è seguito quello della pratica del ballo in piazza. L'associazione vuole riproporre e portare avanti il progetto di valorizzazione del ballo tipico della nostra zona, ossia il ballo campidanese. Per questo che da ottobre di quest'anno partiremo con la realizzazione, in collaborazione con l'insegnante Matteo Azzini, un corso di ballo per riscoprire i passi e i balli che si praticano nel nostro contesto comunitario. Successivamente l'Associazione Culturale Santa Vittoria andrà a realizzare in collaborazione con il maestro Gigi Oliva un corso di canto per riscoprire i canti sacri e profani del nostro contesto comunitario. Ora lascio la parola ad Andrea Luci, che vi parlerà appunto storico del ballo, vi parlerà appunto del ballo. Grazie Gillian, buonasera a tutti. Io ringrazio tutti voi che avete sfidato il caldo per essere qui e Gillian e tutto il gruppo Santa Vittoria per l'invito. Dunque, come ha detto Gillian, ieri c'è stata una serata in cui si è parlato di abito e delle ricerche che sono state fatte ultimamente per riappropriarci di quelle che erano le metodologie che si usavano anticamente per la costruzione dell'abito. Oggi invece vedremo un po' lo stesso discorso applicato ai balli. Allora, chi sono io? Io sono una persona che ha fatto parte di un gruppo folk per 22 anni. Come tutti ho fatto 3500 errori. Una volta che sono uscito ho avuto la possibilità di affrontare uno studio e ho preso in considerazione tutte le fonti storiche e letterarie del ballo in Sardegna. E poi, come vedremo anche nelle slide, ho fatto una sorta di ragionamento per proporre un tipo di folklore filologico. Cosa vuol dire? Un tipo di folklore che si appoggia essenzialmente alle fonti storiche e tutte le altre fonti iconografiche, testimonianze orali, eccetera, eccetera. Adesso quello che vi propongo è un piccolo viaggio attraverso alcune delle testimonianze che più ci rappresentano, soprattutto per quanto riguarda il ballo. La presentazione infatti è intitolata Il ballo in Sardegna attraverso la storia e proposte per un folklore di qualità. Allora, quella che vedete nella figura è
un piatto, o meglio una ricostruzione di un piatto, dove sono disegnate delle figurette che gli archeologi dicono in atto di danza. Ed è la prima testimonianza che parla di ballo in Sardegna. È un reperto che è presente nel Museo Sarno di Sassari, appartiene all'epoca prenuragica e quindi stiamo parlando di circa 5.000 anni fa. Allora, questo invece è il bronzo tritifallico, è esposto attualmente nel Museo Archeologico di Cagliari, appartiene all'epoca nuragica, quindi stiamo parlando di 2700 anni fa. Ed è una scoperta che mette i sardi in primo piano a livello mondiale, perché questa statuetta rappresenta un suonatore di uno strumento che assomiglia molto a quelle che noi conosciamo con il nome di launeddas. Ci mette in primo piano perché? Prima di tutto perché è uno strumento molto complesso, formato da 3 canne, e ci mette in primo piano anche perché per poterle suonare è necessario il sistema del fiato continuo, che rappresenta quasi un unicum in tutto il mondo. Cioè il suonatore non smette mai di suonare, deve inspirare col naso e contemporaneamente soffiare sulle canne. Allora, altra fonte del ballo in Sardegna è questo cipo in arenaria. Siamo nell'epoca punica e in questo cipo sono rappresentati in basso rilievo 4 persone in atto di danza. Uno di questi presenta sul capo una protometaurina, cioè una maschera che riproduce le corna del toro. Secondo l'Alziator dice che sarebbe ancora riscontrabile questo tipo di figura nel folklore sardo, nei boes di Ottana. Altra testimonianza importante la troviamo nella mensola esterna della chiesa di San Pietro di Zuri. Siamo nell'Alto Ristanese e in questa mensola in basso rilievo viene rappresentato il ballo a catena, cioè delle persone che si tengono per mano e sono in atto di danza. Arriviamo al 1573, questa è un'altra importante testimonianza sul ballo, per la prima volta la si vede all'interno di un libro. È un romanzo d'amore scritto da questo autore algherese, Antonio Lofrasso, dove nel secondo capitolo è presente questa immagine che rappresenta 13 persone che si tengono per mano, danzano. All'interno di questo cerchio danzante è presente un albero con al di sopra 2 suonatori di strumenti a fiato. Non so se riuscite a vederli, 1 e 2. Andiamo avanti. Arriviamo nella chiesa di San Bacchisi a Bolotona. All'interno di questa chiesa ci sono tutta una serie di rappresentazioni che parlano di ballo e parlano di suonatori. Nei 2 pilastri centrali da una parte c'è al centro del pilastro un suonatore di bissonas. Per esemplificare possiamo dire le launeddas formate da sole 2 canne, e ai lati ci sono 2 gruppi di 5 ballerini. Altrettanto si vede nell'altro pilastro di fronte un suonatore di tamburino e sulittu o pipiolu suonati contemporaneamente, così come era in uso in Sardegna sino ai primi anni del Novecento. Andiamo avanti. Dalla metà del Settecento in Sardegna cosa succede? Che la Sardegna viene presa in considerazione da una nutrita schiera di viaggiatori che vengono in Sardegna e scrivono dei libri. Questo accade perché? Perché comunque l'Europa si affacciava nell'era industriale ed era fortemente affamata di nuovi posti da mettere a profitto, e evidentemente la Sardegna era una di queste. Quindi vengono tante persone,
fanno tanti reportage, vengono persone dalla Francia, dall'Italia, dalla Germania, dall'Inghilterra, dalla Spagna, e scrivono tante cose che riguardano sia la nostra economia, ma anche alcuni aspetti che riguardano le tradizioni popolari. E quindi grazie a queste testimonianze che abbiamo visto e grazie a tutte le testimonianze dei viaggiatori in Sardegna ci hanno lasciato un grosso patrimonio culturale, no? Da lì possiamo ricostruire tante cose. Tra i loro reportage, tra le cose che emergono di più con tanta frequenza sono appunto il ballo e il suono con le launeddas. Attraverso queste testimonianze quindi possiamo capire quelli che erano i tratti generali del ballo, no? Il cerchio era la figura basilare in tutti i balli. Le coppie si tenevano per mano, solo all'uomo era permesso di misurarsi in assoli, con passi diversi e improvvisati. Il ballo viene descritto come un ballo molto, molto serio. I ballerini dovevano eseguirlo con molta compostezza, serietà, ma questo non vuol dire che non si divertissero. Erano i ritmi della nostra cultura. Quello che occorre sottolineare è comunque la prima frase: il cerchio era la figura presente, era la figura basilare in tutti i balli. Cioè, in tutta la raccolta di tutte le testimonianze sul ballo non erano presenti coreografie, non erano presenti nessun tipo di coreografia. Il cerchio era la figura basilare. E questo vi chiedo di tenerlo a mente per i discorsi che faremo dopo. Adesso arriviamo nel Novecento sardo, e io ho fatto un tipo di studio dove ho abbinato alla parola folklore quelle che sono state le cause principali di trasformazione della nostra cultura e delle nostre tradizioni. Il primo binomio che ho formato è folklore-fascismo. Cosa accade in questo periodo? Periodo fascista, vengono formate le organizzazioni nazionali del dopolavoro che avevano l'obiettivo di valorizzare la cultura popolare italiana e quindi anche quella sarda, però hanno incominciato a promuovere delle parate, dei premi per il costume più bello, per il ballo più bello. E qui sono avvenute le prime trasformazioni per quanto riguarda il costume e per quanto riguarda il ballo. Voi capite che chi va a partecipare a un premio è ovvio che non ci va col vestito di mezza gala, ci va vestito con l'abito di massima gara, magari se lo fa prestare, magari si fa aggiungere 3 kg d'oro, no? dalle altre persone, proprio perché sta andando a una gara a premi. E qui nascono i primi cliché che i gruppi folk che nasceranno dagli anni 60 in poi si porteranno avanti. Fatto sbagliato. Il prossimo binomio che affrontiamo è folklore e turismo. Terminata la seconda guerra mondiale, entra in crisi il settore estrattivo della Sardegna, per cui la regione pensa di veicolare sul turismo tutte le proprie speranze, no? Per alimentare l'economia. È così che le manifestazioni come Sant'Efisio e il Redentore vengono trasformate, oltre che appuntamenti religiosi, anche vengono trasformati in eventi a forte richiamo turistico. Guardate di nuovo. Il turismo come era organizzato negli anni 60-70? Non era organizzato in modo diffuso come adesso.
ingresso era praticato solo e esclusivamente nelle coste. Il turista arrivava, alloggiava per tutto il suo tempo di permanenza all'interno dei villaggi turistici e poi andava via. Nessuno, o comunque erano in pochi quelli che si avventuravano nella terra dei banditi, no? Ancora aleggiavano questo tipo di stereotipi per quanto riguarda la Sardegna, per cui il turista arrivava e passava tutto il suo periodo di vacanza all'interno dei villaggi turistici. L'unico, come dire, momento di incontro con la terra che li stava ospitando in quel momento erano con i gruppi folk che venivano chiamati a esibirsi all'interno dei villaggi turistici. Ovviamente si tratta di gruppi comunque formati in fretta e furia, no? Con come dire, fatti con fretta, si sono vestiti con quello che trovavano, no? Se avevano la possibilità di farsi l'abito, se lo facevano tutti uguali, tutto quello, soprattutto sfruttavano l'abito di massima gara, no? Che era il cliché che avevano ereditato dal periodo fascista. Il pieno sviluppo del settore vacanziero poi di questi ultimi anni ha moltiplicato gli eventi, quelli all'interno, nella Barbagia, eccetera, eccetera, e questi hanno comunque negli ultimi decenni contribuito ad aumentare la richiesta di nuove formazioni folcloristiche. Troppo complicato. Arriviamo agli anni 60, il boom economico. In questo periodo cosa succede? Succedono due cose principali. Da un lato, con la nascita della televisione, la borghesia proietta quelli che sono i modelli da seguire. Il modello da seguire è quello di liberarsi dal vecchio, no? Dall'altra, invece, i gruppi folk, che erano comunque presenti, reinterpretano in modo diverso le tradizioni. Nascono in questo periodo le coreografie. È questo? Sì. Altro binomio è il folklore con la televisione. Non so se vi è mai capitato, adesso lasciamo perdere le TV sarde, no? Quando devono rappresentare una zona dell'Italia, no? Fanno intervenire anche il gruppo folk locale. Però è sempre un'immagine distante, non ne parlano mai, no? È quasi una cosa di poco valore. Uno sfondo, dei colori che si muovono, no? Non gli hanno mai dato l'importanza che dovevano dare. In Sardegna avviene un altro tipo di presentazione per quanto riguarda i gruppi folk, gli danno proprio la massima importanza. Il problema cos'è? È che per oltre 40 anni le trasmissioni del settore hanno dedicato troppo tempo a tutti i gruppi che volevano partecipare. Attraverso la televisione sono passati messaggi di tutti i tipi, no? Messaggi veritieri, messaggi falsificati, gruppi folk che si organizzavano, si facevano le divise per essere distinguibili dagli altri, magari col broccatello, no? Tutto questo ha contribuito a creare molta confusione, non si riesce quasi più a distinguere il vero dal falso. Oltretutto 40 anni di proiezioni di questo tipo hanno fatto perdere la memoria storica. A volte neanche le persone anziane riconoscevano quello che avevano conosciuto loro nella realtà di quando erano giovani e conoscevano come tradizione popolare quello che gli veniva proiettato per 40 anni di seguito. Qual è la situazione che io leggo per quanto riguarda i gruppi folk? È un campo estremamente variegato, c'è di tutto, no?
Questo accade perché non vi è alcun tipo di regolamentazione, tutti sono in grado di tirar su un gruppo folk e fargli perseguire gli scopi che più gli piacciono, no? C'è chi, come dire, ha tirato su veri business, no? Si è costruito i gruppi folk e magari non sono mai andati in giro, però li ha fatti esibire dentro delle case dove davano le cene ai turisti, eccetera, eccetera, no? E comunque a distanza di molti anni si continua a ostentare un folklore che è un folklore di facciata, senza, come dire, senza fondamenta. E per quanto riguarda i balli sono altamente spettacolarizzati.